Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione, giovedì 4 settembre e siamo in diretta ancora puntuali alle 12 insieme fino alle 13:30 con tutta la cronaca che arriva dal territorio della nostra regione. Torneremo sul caso di Montebelluna dei bikers che andavano in giro a spaventare i residenti di Montebelluna e i negozianti. A quanto pare i bikers hanno chiesto scusa proprio a loro, lì per lui ci sarà il nostro Christian Arboit e poi racconteremo la storia raccontata in diretta proprio dal segretario leghista Stefani, che in auto ha visto una violenza consumarsi ai danni di una donna mentre lui era incolonnato, mentre si recava a un convegno nel Padovano, ha chiamato i carabinieri e l'uomo è stato fermato. Ma la cronaca che tiene banco ancora oggi è il caso della turista accoltellata, la turista tedesca accoltellata 3 giorni fa a Chioggia, dove per noi ci saranno tra pochissimo il nostro Filippo Fois e Sandro Ponchio. È stato ritrovato questa mattina il piccolo cagnolino, il piccolo maltese Lucky, che era scomparso proprio al momento della violenza. Restano stabili le condizioni della donna. Ieri Anna Maria Parisi ha ascoltato le testimonianze del fratello e della zia del presunto aggressore. Lo sentiamo in questo servizio. C'è la questione della moto col casco scuro. Mio fratello non ha patente, la moto è quella ed è mia. Mio fratello, che sappia io, non ha mai guidato la moto. Così il fratello del 25enne di Sottomarina scagiona al momento il principale sospettato del brutale accoltellamento con 12 fendenti della 30enne tedesca dello scorso 1° agosto, quando, a poche ore dal suo arrivo dalla Germania insieme alla sua famiglia per una vacanza qui in Veneto, è stata vittima della violenta aggressione verso le 23 da parte di un uomo con il casco in testa, mentre era a passeggio con il suo cagnolino Lucky, scomparso da allora. A fornire un alibi al fermato, al momento non indagato dalla Procura di Venezia e in mattinata portato in ospedale per degli accertamenti clinici, anche la zia, la sua versione dei fatti. Anche perché io ho telefonato a mia sorella quella sera, lui stava dormendo a fianco alla sua mamma. E io ieri l'altro ero qua con una mia zia e c'era Andrea, mi ha salutato: ciao zia, come stai? Tu amore, come stai? Io sto bene. La scorsa notte il 25enne, sospettato del tentato femminicidio, prelevato da casa dei carabinieri, ascoltato in caserma fino a tarda notte, come racconta il fratello. Ieri sono venuti una ventina, tra i 15 e i 20 sicuramente. E niente, sono entrati e hanno perquisito tutta casa. E dopo sono stati un po' a parlare con Andrea, sono stati un paio d'orette. Dopo si sono portati via. Lo stato d'animo adesso qual è, sapendo che tuo fratello è sospettato di questo accoltellamento? Preoccupazione, però non sappiamo neanche ancora se è vero. Ai familiari, come dinanzi ai militari dell'Arma, avrebbe professato la sua totale innocenza rispetto ai fatti. Ha detto che non ha fatto niente. Ha detto che i carabinieri hanno provato a dire la verità, però lui ha chiamato preoccupato mio papà, ha detto: mi vogliono far dire cose che non ho fatto, non ho detto, e questo è. A credere nella sua innocenza anche la zia. Lui non ha la moto, non ha il patentino, non va nemmeno in bicicletta, è impossibile. Un ragazzo con un passato certamente difficile, con già 3 tentati accessi in comunità e che ora si sta curando, dice sempre la zia tra le lacrime. E il ragazzo con problemi, sappiamo che hanno dei problemi, chi li sa, sta andando a buon fine, ma non è il tipo di aver fatto quel tipo di cose. No, non ammetto, non sono sicura. E mentre le indagini proseguono, è sempre la zia ad avere un pensiero per la vittima. Spero che la ragazza si riprenda e guarisca presto, dice. Le faccio i miei auguri che stia molto molto bene e che stia con la sua famiglia, perché ha un bimbo o una bimba, non mi ricordo. Quello le posso dire. È il fratello del fermato, invece, ad aggiungere che... Per me, se è vero, è giusto che sconti quello che deve pagare, per carità.
Così il fratello, tra pochi istanti saranno con noi in diretta Filippo Fois e Tommaso Migot dalla casa di riposo dove è stato ritrovato il cagnolino Lucky. Ricordiamo che intanto, e dove li sta raggiungendo peraltro anche il sindaco Armelao, la donna intanto è stata trasportata dal reparto di terapia intensiva ai reparti normali, migliorano le condizioni seppur le ferite continuano a rimanere gravi. Intanto andiamo nel Padovano per un altro fatto di cronaca. È stata coltellata dal marito e l'ha uccisa mentre erano in Romania. La coppia viveva a San Giorgio in Bosco da 20 anni, il fatto successo proprio in Romania. Il servizio di Chiara Gaiani. Erano in Romania, a Fundeanu, nella contea di Galati, per ricordare la mamma di Gheorghe, morta 7 anni fa. La tragedia si è consumata in un attimo alle 23:30 del 22 agosto. L'ennesimo litigio e Valerica Zavate, 53 anni, arraffa un coltello da cucina e inizia ad infierire sul marito, Gheorghe Zavate, 56 anni. Le urla vengono sentite dalla sorella dell'uomo che accorre, trova Gheorghe in un lago di sangue e avverte i sanitari e la polizia. Troppo gravi le ferite. Gheorghe Zavate muore in ospedale poco dopo. Una tragedia che dalla Romania arriva anche a San Giorgio in Bosco, dove la famiglia vive da 20 anni e lavora, il marito come camionista, Valerica come operaia. Nulla lasciava presagire una simile tragedia quando l'8 agosto la coppia aveva salutato i colleghi per le ferie estive e per rientrare in Romania. Una famiglia normale, tranquilla, inserita nel contesto di un paese dove molti si conoscono e dove era cresciuta, vive e lavora anche la loro unica figlia. Valerica adesso è in custodia cautelare in carcere in Romania a disposizione della Procura della Corte d'Appello di Galati. Queste le notizie che arrivano dal Padovano. Siamo in grado di collegarci con il nostro Filippo Fois, Tommaso Migot proprio da Chioggia. Filippo, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Noi prendiamo proprio la linea e ci sta raggiungendo in questo momento il sindaco Mauro Armelao dal luogo in cui è stato ritrovato il cagnolino della giovane turista tedesca che è stata accoltellata a Sottomarina. Siamo in una casa di riposo. Tra l'altro vorrei far vedere, grazie a Tommaso Migot, se facciamo vedere anche cosa si trova di fronte a noi, cioè che cosa ha dovuto attraversare questa povera bestiola per arrivare qua. Buongiorno sindaco. Allora, quanto ha dovuto camminare questo povero cagnolino per arrivare qua? Dove è accaduta l'aggressione? Circa 500-600 metri anche, sì. In mezzo al traffico, poi vediamo che è una zona. Macchine, però era stato avvistato la mattina dopo, intanto buongiorno a tutti, è la mattina dopo in lungomare, tutto bagnato perché ha piovuto la mattina successiva e poi è arrivato qua, ma noi ieri sera abbiamo praticamente scandagliato tutta sta zona con il drone, però probabilmente era nascosto sotto qualche siepe ed è stato fermato qua dalle ragazze, che è stato visto praticamente dalle ragazze che facevano il turno di notte della casa di riposo. E una ragazza, insomma una OS, credo si è accorta di una cosa di pelo che si è mossa. Allora hanno guardato e praticamente l'hanno fermato in questo angolino. Per fortuna non era riuscito perché scappava, continuava comunque a scappare e mi hanno raccontato che non è riuscito a passare esatto, il cancello e alla fine l'hanno, se avete visto la foto, non so che c'è col mattoncino, ecco, è stato bloccato qui. Praticamente, per fortuna finalmente l'abbiamo trovato, perché sto cagnolino girava veramente Rambo questo, perché aveva la pettorina, il guinzaglietto ancora attaccato e tutto. Siamo stati fortunati che non si è incastrato da qualche parte. Poi le ragazze della casa di riposo hanno chiamato Loretta, diciamo dell'APA, dell'associazione protezione animali, insomma, che è venuta con una coperta, insomma l'ha recuperato, l'ha portato a casa per sistemarlo, era pieno, noi a Chioggia si chiamano cagatrepole, cioè sono come delle cose rotonde che sono piene di spine, no? L'ha un po' sistemato
e ha dato un po' da bere, ecco, tanto per capire, perché non sa se magari ha delle allergie e tutto, poi insomma sono abituati a gestire bene i nostri animali, e l'abbiamo già riconsegnato al papà e alla mamma, ecco. Erano molto preoccupati una volta che Monica Grimm è stata dichiarata fuori pericolo, adesso le sue condizioni sono in lieve miglioramento, diciamo che c'era molta preoccupazione da parte della famiglia di aver perso anche un animale domestico che è a tutti gli effetti un membro della famiglia. E Monica ha ripreso conoscenza e sta dicendo: ho paura, voglio tornare a casa. Ha avuto le notizie di prima mano adesso su quello che so da stamattina? Sì, io l'ho visto anche questa mattina, era contentissima appunto del ritrovamento di Lucky, anche perché mi ero preoccupato ieri quando sono andato a salutarla a nome della città di Chioggia, perché io sono andato da sindaco, però io parlo sempre a nome della città di Chioggia, chiaramente. Lei mi ha detto: sì, quando mi dimetteranno voglio tornare in Germania, ma voglio tornare con Lucky. Quando mi ha detto questo è aumentata la mia preoccupazione, infatti per quello ieri abbiamo mobilitato, mancava l'esercito praticamente, perché ho detto: se non troviamo Lucky non tornano in Germania, e per fortuna questa mattina è stato ritrovato Lucky. C'è un sospettato per questa aggressione che in questo momento si trova sotto osservazione sanitaria. Lei, parlando con Monica, ha avuto modo di chiederle se aveva visto, ha avuto modo di vedere questa persona e se nel caso insomma era in grado di fornire delle indicazioni. Diciamo, qui ci sono le indagini dei carabinieri, quindi io magari non so tutto chiaramente, ecco. Noi abbiamo dato il massimo supporto all'Arma dei Carabinieri, insomma, perché a Chioggia veramente c'è un lavoro anche di squadra, c'è un rapporto tra istituzioni che è veramente ottimo: polizia, carabinieri, finanza, capitaneria di porto, polizia locale, tutti con l'ASL. Anche l'ASL ha messo anche a disposizione una psicologa appunto per parlare con la ragazza, quindi anche dal punto di vista psicologico, perché non è semplice anche superare comunque questo trauma, quindi veramente anche l'ASL, i medici della terapia intensiva, il primario, tutto il personale, diciamo, anche del reparto che adesso la trova insomma lì ricoverata, veramente sono stati eccellenti, veramente un complimenti a tutti. Questa è la Chioggia sana che a me piace, proprio fare le cose proprio perché le devi fare, te le senti di fare, proprio una città che ha dimostrato ancora una volta amore. Ecco. Io le chiedevo però se lei aveva avuto modo di parlare dell'aggressione, di entrare nello specifico con la ragazza. No, ho volutamente lasciato stare proprio per non ricordare, ecco. Oggi era stato un momento di felicità, ecco, per trovare Lucky, e quindi abbiamo lasciato che oggi fosse una giornata di festa, ecco, diciamo. Quindi non ho mai parlato di queste cose con lei né ieri né oggi, e quindi poi ci sono appunto i carabinieri e io sono in attesa degli esiti, insomma, ecco. Come tutti noi, diciamo. Esatto, come tutti noi, quindi non c'è, da quello che so, non c'è nessun indagato, nessun arrestato, perché si legge di tutto. Si leggeva anche che la ragazza era morta, pensate bene, cioè martedì, è una cosa assurda, e quindi lasciamo che le cose facciano il loro corso, ecco. Noi come amministrazione abbiamo fatto il nostro e ringrazio veramente tutti, anche i ragazzi della Sava con i droni che hanno portato anche il visore termico, i ragazzi, ovviamente il cinofilo, quello che ha portato anche il cane molecolare, che segnava comunque questa zona. Sì, segnava questa zona, poi i volontari dell'APA, tutti praticamente, ecco. Bene, naturalmente in attesa poi di ulteriori novità, noi intanto ringraziamo il sindaco Mauro Armelao e restituiamo la linea allo studio, poi tutti gli aggiornamenti nel corso della nostra edizione di questa sera del telegiornale di Venezia. Grazie Filippo, grazie al sindaco Tommaso Migotto che ha curato la parte tecnica del collegamento. Noi ci spostiamo a Montebelluna dove c'è per noi il nostro Christian Arboit. Ritorniamo sul caso dei ragazzini che in bicicletta spaventavano con le evoluzioni in strada, negozianti e residenti. Ci sono delle novità, Christian, buongiorno, dove ti trovi? Buongiorno Edi, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo all'interno del locale Il Mare a Monte, che è un noto ristorante qui della zona Montebelluna. Siamo nel cuore di Montebelluna che per l'intera estate non solo è stato sconvolto da questo fenomeno dei baby bulli, dei bulli in bici, dei maranza, insomma sono stati definiti in vari modi
i biker, forse la formula più neutra, di fatto dei ragazzini, un gruppo di ragazzini dai numeri mutevoli fino a una decina, una dozzina, che hanno scorazzato per mesi qui nel centro di Montebelluna con delle vere e proprie evoluzioni, episodi anche ai limiti della legalità. Anche per questo sono scattate diverse sanzioni, tante segnalazioni, preoccupazione e malumore crescente. Più o meno un mese fa, forse meno, eravamo qui con Angela Folador, che è titolare di questo ristorante, per raccontarvi un episodio increscioso, un episodio di aggressione verbale. Voi, signora Angela, eravate stati aggrediti verbalmente da questi ragazzini, vi avevamo raccontato di parole, anche di atteggiamenti strafottenti. Insomma, il tema è noto, ne hanno parlato in tanti, noi siamo stati i primi, poi il caso è diventato anche nazionale. Fatto sta che ieri sera c'è un epilogo e noi ci occupiamo anche delle buone notizie. Cosa è successo, signor Angela? Allora, buongiorno. Ieri sera, verso le 11, i 3 ragazzi che facevano parte della banda che un mese fa è successo il disastro, sono passati e hanno detto ciao, sono tornati indietro, ci hanno chiamato fuori e ci hanno chiesto scusa. E secondo me è stato un gesto che prende 1000 punti per loro. Ci hanno spiegato tante cose, si sono staccati dai più cattivi, come li chiamano loro, questo Pera che ha fatto il disastro, e quella sera c'erano anche loro comunque, e ci hanno chiesto scusa, ci hanno dato la mano, ci hanno chiesto di aiutarli a fare 2 cose. Loro vanno sì in comuni, in amministrazione, come è stato chiesto a loro, però vogliono essere aiutati a fare un'associazione. Loro sono disposti a chiedere scusa a tutti i commercianti dove hanno fatto danni, che loro sanno di aver fatto danni e offese, però vogliono anche che qualcuno di noi li aiuti a creare un'associazione, a trovargli uno spazio, che secondo me lo trovano, e loro si sono ritirati e infatti sono passati anche stamattina tranquilli, ci siamo salutati, hanno alzato la mano e basta, e abbiamo riso e scherzato, e adesso alla sera, quando passeranno, adesso si fermano a salutarci. Ecco, quindi insomma c'è questo risvolto che va raccontato, quindi 3 ragazzi del gruppo iniziale, non tutti, però insomma già tre secondo me è una bella fetta, perché sono i 3, uno di 3 è quello che anche comanda un po' il gruppo. E che quindi quella sera di inizio agosto vi aveva creato non pochi problemi. Sì, ma lui ha chiesto scusa, ha detto anche che uno di loro era loro che offendevano, ce l'ha detto, ci hanno chiesto scusa anche per quello. Però è bello, perché è brutto raccontare le cose brutte, però quando succedono queste cose è bello, anche perché sono giovani, bisogna aiutarli. A questo punto bisogna aiutarli, visto che si sono resi conto, aiutiamoli. E parliamo di minorenni, tutti i ragazzi minorenni? Allora, penso che ieri sera di 3, 2 erano minorenni e uno era e uno maggiorenne. Però si vergognavano di fare le foto tutti assieme, Gli ho detto: fate la foto, la pubblichiamo, così qualcuno vi dà anche una mano. Infatti c'è anche questa foto, poi magari ve la mostreremo nel telegiornale, ma appunto sono soggetti per lo più minorenni, ma tanto per mostrare insomma che c'è stata un'evoluzione positiva. Probabilmente anche il fatto, signora Angela, lei ci ha messo la faccia, è stata tra le prime a metterci la faccia e anche a insomma condannare questi gesti, ma a aprire in qualche modo al dialogo. Allora, io sono mamma, sono nonna, sono zia, giovani ce ne sono tanti, però non è neanche giusto lasciarli in mezzo alla strada. Se loro chiedono qualcosa è giusto che in tutti quanti gli diamo una mano. Quindi li perdona? Sì, certo, perché loro sono stati loro a venire avanti, noi no, non noi. Sono stati loro a fermarci qui ed entrare a chiamarci, quindi è giusto perdonarli. Aspetta anche gli altri. Beh, io spero. Se viene qua tutto il gruppo, gli offro anche da bere a tutti quanti. Analcolico perché sono minorenni, però gli offro da bere.
Signora Angela, grazie davvero per questa testimonianza che è molto preziosa dopo un'estate per certi versi folle, perché questo gruppetto ne ha combinati davvero di tutti i colori. Vediamo se davvero è la volta buona, se questo è l'epilogo, se si mette la parola fine, è quello che si augurano un po' tutti qui in centro a Montebelluna e non solo a Montebelluna. Per il momento è tutto, ringrazio ancora Angela Foladora, titolare del Mare a Monte, con Nicoletta Rizzetto da Montebelluna, e ti restituisco la linea. Grazie Christian per questi aggiornamenti e andiamo, come anticipato anche in apertura di telegiornale, dalla nostra Chiara Gaiani a Padova, perché il segretario leghista Stefani ha di fatto assistito a una scena di violenza contro una donna ed è intervenuto chiamando i carabinieri e quindi in qualche modo salvandola. Chiara Gaiani che ci racconta questo episodio. Chiara, buongiorno. Sì, Edi, buongiorno ai telespettatori. È accaduto proprio quanto raccontavi tu poc'anzi. Erano le 19 di ieri pomeriggio. Alberto Stefani era in auto con altre 2 persone, si stavano recando a Conselve, dove era in corso un incontro di Coldiretti nell'ambito di una fiera che c'è proprio in questi giorni. Era per strada lungo una trafficatissima statale adriatica all'altezza di Battaglia Terme quando ha visto dei movimenti strani nell'auto che lo precedeva, una Polo. Mettendo a fuoco la situazione ha capito che c'era un uomo seduto sul sedile posteriore che se la stava prendendo con la donna al volante, stava appunto probabilmente schiaffeggiandola, addirittura le stava buttando la testa fuori dal finestrino, questo anche con grande pericolo per la circolazione stradale. Non ci ha pensato un attimo l'onorevole Stefani, ha deciso di intervenire, ha iniziato a registrare un video che poi tra l'altro è stato anche pubblicato sui suoi social e chiamato il 112. I carabinieri mettendosi proprio all'inseguimento dell'auto per permettere ai militari di raggiungerli e quindi guidandoli nella posizione. Militari che peraltro avevano ricevuto segnalazioni anche da altri automobilisti proprio legati alla presenza di quest'auto. Un inseguimento che è durato più di qualche chilometro, infatti alla fine i militari della compagnia di Abano sono intervenuti all'altezza di Pernumia e fermando l'auto, dietro alla quale si è fermata anche quella sulla quale viaggiava l'onorevole Stefani, l'uomo è sceso in grande stato di agitazione, ha iniziato a dimenarsi, divincolarsi, a urlarsi, a lanciare minacce, una scena davvero terribile quella a cui hanno assistito. La donna per fortuna ha solo qualche escoriazione e non ha sporto denuncia in quello che si è rivelato poi essere il marito, un 52enne italiano, però quest'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'onorevole Stefani ha consegnato il materiale video in suo possesso, ha rilasciato anche una dichiarazione di quanto accaduto. Noi oggi l'abbiamo raggiunto al telefono, ancora visibilmente scosso, l'abbiamo sentito scosso nelle sue parole per quanto ha visto, e allora io vi lascerei all'intervista che abbiamo raccolto questa mattina con Alberto Stefani, poi la linea può tornare allo studio. Io ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roque Allende. Vedevo che l'auto che mi precedeva, all'interno c'era un uomo che stava picchiando la donna alla guida e fondamentalmente in certi casi sbatteva la testa fuori dal finestrino, quindi la situazione era veramente drammatica. Noi abbiamo seguito l'auto finché ovviamente in coordinamento con le forze dell'ordine siamo riusciti a fermarla e ovviamente quindi a fermare anche la violenza. Un grande grazie va ai carabinieri e ai ragazzi che sono intervenuti prontamente e questo ha permesso ovviamente poi di identificare l'uomo autore della violenza e di poter procedere con quanto di competenza. Sono riuscito a riprendere qualche secondo e davvero i gesti di violenza erano fuori controllo e l'uomo era anche in evidente stato di alterazione.
Spero che ora la donna si trovi al sicuro e che sicuramente lo sarà e che possono essere assicurate tutte le misure per garantire ovviamente una giustizia certa. La vicenda mi ha lasciato sgomento perché trovare una situazione di questo tipo è davvero spiacevole, ma quello che conta è non girarci dall'altra parte anche quando ovviamente si provano emozioni particolari come quella che si prova quando si vede una donna in pericolo. Quello che conta è agire prontamente e avere il coraggio poi di fare tutto quello che serve. Così insomma da Padova, e da Padova passiamo a Belluno, dove c'è per noi Fabio Fioravanti con Stefano Bozzi, perché è crollato una parte di cornicione del museo di Palazzo Fulcis, l'area è transennata, c'è pericolo di sicurezza. Chiediamo a Fabio quali sono gli aggiornamenti proprio da Belluno. Buongiorno. Grazie per la linea, siamo a Belluno, siamo all'interno del cortile di Palazzo Fulcis che ospita i musei civici, e quello che vedete inquadrato da Stefano Bozzi è un cornicione, vedete un pezzetto di cornicione che è crollato. Per fortuna quando è accaduto non c'era nessuno nell'area sottostante che è stata transennata, perché c'è ovviamente la paura che possa crollare qualche altro tratto del cornicione ligneo di cui si è appunto un pezzo. Cosa curiosa è che in questo palazzo bellissimo nel cuore di Belluno, la che vedete appunto, quella del cornicione, non fa parte del museo, è una proprietà privata. Il cortile nel quale ci troviamo è un cortile transitabile al pubblico, perché se vedete specialmente su questo lato sotto gli archi collocate delle opere, e anche qua se vediamo da quest'altra parte ci sono busti, ci sono queste statue che sono visitabili e la gente può passare, quindi si è messa appunto transennata quell'area per evitare che ci possano essere rischi. E ricordiamo che proprio il tratto dove abbiamo visto il cornicione caduto è quello dove si è l'ala Ercole, una stanza ricca di stucchi di altorilievi e nel quale si trovavano le opere, una volta che oggi rendono famoso questo museo, tra cui ricordiamo, perché era proprio in quella zona un tempo, la caduta di Fetonte di Sebastiano Ricci. Quindi per fortuna nessun danno alle persone, un piccolo danno alle cose, la curiosità che in questo cortile che viene utilizzato dal pubblico del museo ci sia una parte di edifici che è ancora di un privato. Da Belluno è tutto, linea allo studio. Grazie a Fabio Fioravanti, Stefano Bozzi. Così dunque da Belluno noi proseguiamo con le notizie, quella che arriva dal Vicentino, un'ennesima tragedia sul lavoro di Montecchio Maggiore. Ieri in tarda mattinata è morto un operaio straniero in un'azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti speciali, è la 10ª vittima in provincia nel 2025. Pesava circa 1 tonnellata la balla di materiale plastico che ha travolto e ucciso un operaio di origini straniere non ancora identificato ufficialmente. È morto in un'azienda nella zona industriale di Montecchio Maggiore. L'ennesimo incidente sul lavoro è accaduto poco prima di mezzogiorno in questo capannone di via Sommer, dove ci si occupa dello smaltimento di rifiuti speciali. Sono stati i colleghi che hanno immediatamente lanciato l'allarme a soccorrere subito l'uomo, che però è praticamente deceduto sul colpo. Il pesantissimo involucro non ha dato scampo all'operaio, che è rimasto schiacciato. Inutili tentativi di rianimarlo, eseguiti anche dai sanitari del SUEM subito accorsi. A tentare di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, i carabinieri e i tecnici dello Spisal, che hanno raccolto le testimonianze e verificato il rispetto delle norme di sicurezza previste. Insorge il sindacato, che lancia l'ennesimo appello in una regione che ha visto raddoppiare il numero di incidenti mortali sul lavoro, passati da 24 a 51 da giugno 2024 allo stesso mese di quest'anno.
Drammatici i numeri anche per la provincia berica, che quest'anno hanno visto schizzare le morti bianche da 1 a 10 episodi. Il segretario generale della UIL Veneto, Roberto Toigo, lancia un pesante monito alle imprese. L'obiettivo comune resta 0 morti sul lavoro. Rientrati dalle ferie, ma la conta dei morti non si ferma. Un altro incidente sul lavoro, un'altra morte sul lavoro. Così non si può più andare avanti. La politica, le istituzioni, le aziende si devono dare una scossa. Insieme a noi dobbiamo cambiare qualcosa. 0 morte sul lavoro non può essere uno slogan, è una cosa che deve arrivare a compimento. Politica sveglia, sindacato sveglia, azienda sveglia. Bisogna fare più formazione, andare più lenti, preservare la vita delle persone, preservare chi fa la ricchezza di questo paese. Ci spostiamo a Brugnera, una rapina in villa a Maron, una banda incappucciata ha sorpreso una ragazza di 19 anni che era sola in casa e minacciandola con un coltello alla gola si è fatta consegnare preziosi e contanti. Serata di paura a Maron di Brugnera. Intorno alle 19 una banda di rapinatori incappucciati ha fatto irruzione in una villetta di via Taglio. In casa in quei minuti c'era solo Sofia Polesello, 19enne. Da una prima ricostruzione il fratello era appena uscito. Poco dopo, al suono del campanello, la giovane, pensando che fosse tornato a recuperare qualcosa, ha aperto la porta senza guardare chi fosse. Così si è trovata improvvisamente davanti 5 uomini, tutti con l'accento dell'Est Europa. Una volta dentro, i rapinatori le hanno puntato un coltello alla gola, tenendola in ostaggio e costringendola a indicare dove si trovassero tutti gli oggetti preziosi. Sotto minaccia, Sofia è stata obbligata anche ad aprire la cassaforte. Il bottino è ingente, orologi di lusso, penne pregiate e contanti. La somma esatta non è ancora stata quantificata, ma si parla di diverse migliaia di euro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. All'interno della villa non ci sono telecamere né sistemi di allarme, un'assenza che complica ulteriormente le indagini. Intanto il quartiere resta sotto shock. Questa mattina i residenti appaiono intimoriti, chiusi nelle proprie case, qualcuno controlla dietro le tende chi si avvicina, altri preferiscono non aprire. La notizia ha gettato paura in tutta la comunità, colpita da una rapina così violenta nel cuore del paese. Ci siamo trovati con gli inquirenti per capire un attimino se c'era magari delle telecamere, ma telecamere ce n'è perché comunque a livello di sicurezza Brugnera è abbastanza all'avanguardia, ogni entrata, ogni varco di entrata a Brugnera ha un lettore tag più delle telecamere che riprendono i veicoli che entrano e che escono, e quindi ecco, magari da questo potrebbe essere un supporto maggiore per gli inquirenti e le loro indagini. Mi spiace per la famiglia perché comunque la mamma che magari non era a casa, c'era la figlia, si è preoccupata per quanto è avvenuto sicuramente, perché sappiamo benissimo come sono le mamme nei confronti dei loro figli, e quindi capisco da padre cosa vuol dire e percepire che magari la figlia è in pericolo. Sono andato a trovare oggi la famiglia così, e ho visto che sono ancora scossi, sia la mamma che la figlia, e quindi comunque avevo dato le mie rassicurazioni che noi siamo vicini all'amministrazione, così come tutto il territorio, e anche poi in termini di sicurezza, perché comunque sto lavorando proprio con il comando della polizia locale, poi eventualmente anche con i carabinieri per quello che potranno fare, magari per presidiare un po' di più il territorio, e soprattutto in questi giorni, e dare anche quella sicurezza sia alla famiglia ma anche ai cittadini. Così dunque da Brugnera, ma parliamo ancora di una rapina, questa volta siamo a Resana, mentre è stata aggredita una donna che ha parlato ai nostri microfoni, ha raccontato i momenti di tensione e di paura vissuti mentre stava prelevando al postamat. È stato arrestato un 41enne che era già noto alle forze dell'ordine, il servizio di Vanessa Banzato. No, male. Non riesco e non voglio neanche ricordare. C'è tanta paura? Sì, anche di andare giù a buttare l'immondizia. Ho paura di tutto.
Paura di tutto. È ancora sotto shock la donna di 49 anni, vittima di una brutale aggressione avvenuta a 2 passi dall'ufficio postale di Resana. Aveva appena prelevato al postamat di Piazzetta dei Donatori quando, dirigendosi verso casa, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata raggiunta dal malvivente, come racconta il nostro microfono, chiedendoci però di restare anonima perché ha il terrore di ripercussioni. Se me li chiedeva, io glieli davo, prendevo i soldi e glieli davo. No, che mi ha aggredito e mi ha fatto un danno morale, fisico e tutto. E non so quanto mi durerà, non so. Cosa che non si dimenticherà con tanta semplicità. Io non vivo più questi giorni, sto sempre col terrore. Ho paura di guidare, di trovarmi qualcuno avanti per la strada. Cioè, posso vivere così. Lei si era accorta della presenza di questa persona? Sì, ho visto un uomo che era fermo, ma non gli ho dato importanza. Dopo, quando mi ha chiesto di fare una telefonata, io gli ho dato il telefono, gli stavo per dare il telefono e lui subito mi ha preso il volto, mi ha spruzzato lo spray agli occhi, peperoncino, mi ha dato uno schiaffo sul mento e l'orecchio e poi un calcio sulla pancia per lasciare la borsa. È quindi scappato in sella un motorino, ma è stato fermato dal marito della 49enne che nel frattempo la stava raggiungendo. Tra i due è nata una colluttazione, il rapinatore è riuscito a scappare a piedi dopo aver colpito più volte al volto con il casco il consorte della donna aggredita, riuscendo addirittura a cambiarsi d'abito. La sua fuga è durata poco perché i carabinieri l'hanno bloccato e arrestato non lontano dal luogo dell'aggressione. Lui, 31 anni, residente a Castelfranco Veneto, arcinoto alle forze di polizia, deve rispondere di rapina aggravata. È stato trovato in possesso sia di soldi che sono stati restituiti alla signora e sia di altri elementi che ci hanno consentito poi di trarlo in arresto. Si muoveva con uno scooter, tra l'altro lo scooter è risultato rubato, quindi questo poi ci ha consentito anche attraverso tutta una serie di ricostruzioni di addebitare, chiaramente ancora siamo nella fase delle indagini preliminari, altre 2 rapine che aveva commesso sempre a Castelfranco nel mese di luglio con le medesime modalità. Se lo trovasse davanti cosa gli direbbe? No, ma neanche mio marito non so cosa gli farebbe. Io no, avrei solo paura di nuovo, sì. Avrei paura, lo ammetto, sono una persona forte, però in questo caso io avrei paura. Sì, sì. Dal Trevigiano ci spostiamo nel Bassanese, proprio in città, una violenta lite che si è trasformata in un'aggressione, spuntato un coltello e un giovane è finito all'ospedale. Il racconto di Federico Fusetti. Ancora violenza, ancora sangue e paura, un coltello, un ferito. Il centro di Bassano, per l'ennesima volta, palcoscenico di cronaca nera, nei pressi di Piazzale Cadorna, a 2 passi dall'ossario. Una lite che degenera tra 2 giovani, entrambi di origine africana. Spunta un coltello e, secondo le prime ricostruzioni, a impugnarlo e a colpire la vittima è un minorenne residente in città. Il ferito non sarebbe in gravi condizioni. Sull'ennesimo fatto di cronaca indagano i carabinieri di Bassano. Questi episodi che cominciano a ripetersi possono creare sicuramente preoccupazione. Tengo a precisare però che la tempestività degli interventi ci dà la convinzione, la certezza che la massima copertura del territorio e l'aiuto delle telecamere che stiamo migliorando sempre più ci darà una grossa mano per cercare di tamponare queste situazioni. L'elenco di episodi di violenza dunque si allunga ancora. I cittadini sono preoccupati, si rischia l'allarme sociale. I cittadini sanno benissimo che il nostro controllo del territorio è sempre più puntuale e le risposte che stiamo dando lo dimostrano, sono tempestive. È chiaro che certi episodi, visti da chi passa per la strada, non lasciano tranquilli. Mi tendo comunque a rassicurare la cittadinanza che il nostro controllo del territorio sarà sempre più puntuale. Intanto sul tavolo c'è la proposta di Fratelli d'Italia di dotare gli agenti della polizia locale del taser. Ricordiamo però che fino al 31 dicembre il corpo fa parte dell'Unione Montana del Bassanese e solo dal 2026 tornerà all'interno degli uffici comunali. Ringrazio infinitamente la sollecitazione di Fratelli d'Italia, ricordando comunque che
non sono da considerare un loro interlocutore principale, perché pur essendo assessore alla sicurezza di Bassano, questa richiesta devono mandarla alla giunta dell'Unione Montana, da cui in questo momento e fino al 31 di dicembre la polizia locale dipende, è polizia dell'Unione Montana. E su questo ennesimo episodio di violenza in città si riaccende il dibattito politico. Al centro della discussione il futuro della polizia locale, la prevenzione e i servizi ai cittadini. Sull'ennesimo episodio di violenza avvenuto in centro a Bassano del Grappa, con la lite a colpi di coltello tra due giovani di origine africana, si accende il dibattito politico in città. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, elogia i carabinieri per aver individuato in poche ore il responsabile del ferimento di un altro giovane. Il ritorno della polizia locale all'interno degli uffici comunali, a partire dal 1 gennaio 2026, aiuterà a prevenire questi episodi, coprendo i turni serali e notturni per almeno 6 giorni alla settimana, spiega Formaggio, convinto che Bassano non diventerà come altre realtà in cui si stanno diffondendo fenomeni di baby gang e maranza, perché il sindaco Finco e l'assessore Campagnolo hanno fatto della sicurezza una priorità. Sulla vicenda interviene anche Azione con il suo segretario cittadino Matteo Bizzotto Montieni. In città i sentimenti sono contrastanti, afferma. Si vive bene e la città è attrattiva, ma cresce la fragilità con disordini anche oltre il centro storico. Un quadro che richiama interventi, ma non solo la repressione. Azione Bassano parla di sicurezza integrata, tutela dell'ordine pubblico insieme alla cura della comunità. Le proposte sono l'apertura prolungata fino alla sera di luoghi per studio, sport, musica e arte nei quartieri, non solo bar o piazze dunque. Poi attività educative di strada e presidio di prossimità, equip serali nei punti caldi con operatori e mediatori culturali. Infine, maggiore illuminazione, autobus notturni e comune sempre attento alle segnalazioni da parte dei cittadini. Torneremo a parlare di sicurezza, ma subito dopo la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta ancora con le notizie, parliamo di sicurezza. Se da un lato vi abbiamo dato notizie che riguardano liti, aggressioni, rapine, dall'altro esce una statistica, una classifica che mette Treviso, la città di Treviso, prima in Veneto, terza in Italia tra le città più sicure, un dato che si basa sulle denunce effettuate per 100.000 abitanti, battuta solo da Oristano e Potenza. Al servizio di Elena Dalforno. Prima nel Veneto, anzi prima nel nord Italia e terza in tutta la penisola. Treviso, secondo il report emanato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è la terza città più sicura dopo Oristano e Potenza, capoluoghi che comunque hanno molti meno abitanti di Treviso. Questo ovviamente è motivo di grande soddisfazione. Questo non significa non vedere, non considerare che ci sono alcune piccole criticità che vanno risolte, che vanno affrontate con grande determinazione, però è altrettanto vero che dobbiamo renderci conto che viviamo in una città sicura, che le nostre forze dell'ordine stanno facendo un lavoro straordinario. Una sinergia che funziona, quella tra tutte le forze dell'ordine, sempre in prima linea, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Credo che il segreto di questo risultato sia anche il costante confronto tra cittadinanza e forze dell'ordine attraverso i gruppi di vicinato, attraverso una sensibilità molto forte della comunità, e questo non è un traguardo raggiunto, ma è un nuovo punto di partenza per continuare a migliorarci. Potrebbe aver influito anche la zona rossa sul numero delle denunce ogni 100.000 abitanti, dato su cui si basa la classifica. Treviso ne ha infatti solo 2.258. La zona rossa è stato un elemento in più che ha portato ulteriore sicurezza, forse ha inciso un po' di più sulla percezione di sicurezza che non sulla sicurezza reale. Questa classifica parla di sicurezza reale, di denunce fatte, nonostante i costanti appelli del sindaco a fare sempre denuncia. Tra le città più sicure anche Pordenone al quinto posto e Belluno al 10°, le peggiori Milano, Roma e Firenze.
Ma questo per il sindaco è solo uno stimolo a fare meglio. Ringrazio i cittadini, ringrazio le forze dell'ordine, il prefetto, la polizia locale e continueremo ad investire sulla sicurezza, dalle videocamere di sorveglianza alle tecnologie messe a disposizione della nostra polizia locale, ai tanti progetti anche di sensibilizzazione che stiamo facendo nelle scuole e che portano un risultato magari non nell'immediato ma a lungo e medio termine. Crescono però i livelli di insofferenza e litigiosità in tutte le nostre comunità. L'ultimo episodio è avvenuto pochi giorni fa in uno studio medico di paese dove il sindaco ha mantenuto le barriere all'ufficio dei servizi sociali e con altri primi cittadini invece critica la sentenza della consulta sui trattamenti sanitari obbligatori. È vero che avete messo, diciamo, una sorta di difesa allo sportello dei servizi sociali? Sì. È stata messa per periodo Covid, però l'abbiamo lasciata perché ogni tanto arriva qualche soggetto un po' sopra le righe. Siamo tutti un po' più irascibili e lo dimostra non solo il provvedimento del Comune di Paese, ma anche l'ultimo episodio del genere accaduto nella comunità del sindaco Katia Uberti. Il medico di medicina generale Gianquinto Mardegan arriva in studio con 20 minuti di ritardo e una paziente quarantenne inizia ad aggredirlo verbalmente. Il dottore risponde, i toni si alzano finché non arriva una pattuglia dei carabinieri chiamati da un altro paziente e tutto torna alla normalità. Ma non sempre finisce così, come sottolinea il sindaco, quasi quotidianamente alle prese con casi molto più gravi. Ricordo qui a Paese, per cercare di ricoverare e prendere in carico un soggetto che creava problematiche al cimitero di Castaglione, ci abbiamo messo quasi un anno, e con la procedura vecchia di TSO, quindi un primo TSO, un secondo TSO, tutto di più difficile. Però abbiamo le mani sempre più legate. Il riferimento è alla recente sentenza della Corte Costituzionale che rende obbligatorio l'audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida. Questa nuova procedura prevede addirittura che la persona alterata debba fare un colloquio, se non fisico, almeno audio-video, con il giudice. Mi sembra almeno quantomeno complicato. Il commento del presidente dei sindaci del Veneto Mario Conte, che amplifica ciò che pensano i primi cittadini per un provvedimento che mette in difficoltà chi poi deve agire per il bene non solo della sua comunità, ma anche del soggetto stesso. Perché i soggetti spesso e volentieri o non sono coscienti o purtroppo sono sotto l'effetto di psicofarmaci, non hanno la capacità di comprendere la condizione in cui sono. Tra l'altro un provvedimento che richiederà più personale, sottolinea il sindaco di Cordignano Roberto Campagna. Anche a livello di risorse comporta un dispendio di energia maggiore. Un provvedimento che dovrà essere rivisto, secondo i sindaci, per l'incolumità di tutti. Perché molte volte si utilizza il TSO davvero come elemento estremo in una situazione particolarmente complicata dove è a rischio la vita della persona oggetto di TSO ma soprattutto delle persone attorno. Quindi insomma io chiedo quantomeno di verificare l'opportunità di questa nuova procedura. Ancora la cronaca nel Trevigiano, insulti e minacce alla moglie, armato di coltello, un 50enne è stato arrestato in casa, contro lei e le figlie erano continue violenze. Oltre al braccialetto elettronico, la questura di Treviso ha avviato la procedura di revoca del permesso di soggiorno. Stava inveendo contro la moglie brandendo un grosso coltello da cucina. La vicina di casa, richiamata dalle grida, si è affacciata alla finestra e, vista la scena, ha subito chiamato il 113. L'episodio sabato scorso a Treviso, dove gli agenti delle volanti hanno arrestato un 50enne dello Sri Lanka con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie, costretta da tempo a minacce, violenze e vessazioni. Quando in casa sono arrivati i poliziotti, l'uomo, evidentemente ubriaco, ha iniziato a insultare anche loro. È stato quindi disarmato e nei suoi confronti la moglie ha formalizzato una denuncia. Lievemente ferita, ha spiegato che il marito, un violento col vizio dell'alcol, aveva instaurato in casa un clima di terrore, tanto che lei e le figlie, una delle quali minorenne, erano spesso e volentieri costrette ad andarsene quando dava in escandescenze. Il 50enne è stato quindi arrestato e nei suoi confronti il Tribunale di Treviso ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie con tanto di braccialetto elettronico. Il questore Alessandra Simone ha anche disposto l'avvio da parte dell'ufficio immigrazione della revoca del permesso di soggiorno ottenuto pochi anni fa proprio per ricongiungersi alla moglie che si trovava già in Italia.
Non è stata ancora fissata la data dei funerali di Diego Lapen, l'ex vicepresidente del Fermi, falciato da un'auto che lunedì pomeriggio a Villorba, guidata da un 18enne, l'ha investito, guidata dal 18enne senza patente. Il 18enne ora è indagato e a piede libero per omicidio stradale aggravato. Sarà una perizia cinematica a ricostruire gli ultimi istanti di vita di Diego Lapen, l'insegnante pensionato di Ponzano, morto a Villorba mentre si trovava in sella alla sua bici, investita dall'auto condotta da un 18enne senza patente né foglio rosa, ora indagato a piede libero per omicidio stradale aggravato. Sono diverse le ipotesi che vanno appurate, a partire dalla velocità del mezzo che sembra sfrecciasse oltre i 100 km all'ora, e questo prima di invadere la corsia di marcia in prossimità di un dosso stradale. Esclusa la presenza di alcol o droghe, il giovane di origini cubane resta sotto shock nella casa della madre, cui si era ricongiunto da pochi mesi. La donna è stata multata per 350 euro per incauto affidamento. Poi c'è la partita civilistica assicurativa che si preannuncia pesantissima con la difesa del giovane affidata all'avvocato Fabio Crea. Esclusa l'autopsia, mentre si attende venga comunicata la data dei funerali, crescono le testimonianze di vicinanza con la famiglia Lapen, come qui al Fermi, dove il professor Diego era anche stato vicepreside. I suoi colleghi sono stati profondamente provati dalla perdita, in quanto lo ricordano con estremo piacere come una persona silenziosa però di grande levatura morale. Erano soliti fare delle uscite in montagna, quindi frequentarsi pure al di fuori dell'ambiente scolastico. Istituto che sarà ufficialmente presente alle esequie. Ci organizzeremo per andare, ma sono certa che i suoi colleghi sarebbero andati a prescindere dalle indicazioni ufficiali, ecco, proprio perché ne conservano uno splendido ricordo. Aumentano i controlli della Polizia Locale di Padova su monopattini e biciclette elettriche nel mese di agosto. Intensificati i controlli della Polizia Locale di Padova su bici e monopattini elettrici nel mese di agosto. 29 le sanzioni elevate nell'ultimo mese, 550 da inizio 2025. Di massima attenzione per chi guida il monopattino, così come le bici elettriche. Chiaramente è necessario fare dei controlli. Noi abbiamo visto che ci sono diversi utenti che ormai il casco lo utilizzano quasi regolarmente, ma ce ne sono tanti altri ancora no, e quindi è necessario proprio nell'ottica di sensibilizzare tutti gli utenti all'utilizzo del casco, è necessario fare dei controlli. Li abbiamo fatti, ne stiamo facendo molti, proprio perché per noi la cosa fondamentale è garantire la sicurezza sulle strade. Mancato utilizzo del casco e trasporto di passeggero non consentito sui monopattini, queste le violazioni più diffuse. Un'azione, quella della Polizia Locale, voluta per sensibilizzare gli utilizzatori della micromobilità elettrica, che si è scontrata però con un problema: non avendo targhe, in molti non rispettano l'ALT. C'è questa difficoltà, che è una difficoltà assolutamente oggettiva. Quindi diciamo che noi ci stiamo adoperando da questo punto di vista, però, ripeto, non tutti possono essere fermati poi con il fatto che non c'è un riconoscimento, volgarmente una targa su un monopattino. È chiaro che non puoi neanche fare quello che fai normalmente con un'autovettura o con una moto. L'assessore Diego Bonavina ha sottolineato che l'utilizzo del casco è sempre obbligatorio con i monopattini elettrici, anche per quelli a noleggio. Non c'è distinzione tra i mezzi a noleggio e i mezzi di proprietà, e quindi è necessario avere il casco. Io devo dire che sono moderatamente soddisfatto di quanto vedo, ossia che ci sono tante persone che il casco adesso lo utilizzano regolarmente. Ripeto, non è facile educare tutti al rispetto delle norme, e noi cerchiamo di farlo proprio per tutelare loro. Torniamo nel Trevigiano, una tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Trevignano. Un tir è finito nel giardino di un'abitazione, poi contro il muro. La causa del deragliamento dovuta dallo scoppio di uno pneumatico.
Una traiettoria impazzita che solo per una fortunata coincidenza non ha innescato un effetto domino potenzialmente letale. Sono le 14.58 lungo via Postumi a Trevignano quando il tir condotto da un 43enne macedone finisce nel giardino di questa abitazione. Il rumore è assordante, l'allarme immediato con la mobilitazione di uomini e mezzi. Sul posto arrivano subito i vigili del fuoco, i carabinieri, oltre ad ambulanza e automedica di Pedemontana Emergenza. Nel giardino, e questo viene appurato nell'immediatezza, non c'è nessuno, così come nei dintorni. Gli stessi proprietari in quel momento si trovavano fuori casa. Gli sforzi dei soccorritori si concentrano così sul 43enne che viene portato d'urgenza nel vicino ospedale di Montebelluna. Fin da subito appare ferito, ma non in pericolo di vita. Il mezzo pesante sarebbe finito fuori strada a causa dello scoppio della gomma anteriore sinistra, da qui lo sbandamento e la corsa finita contro il muro. Scomparso a Ponte della Priola Francesco Lucchetta, di 70 anni, sono giornate intense di ricerche che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo tuttora decine di uomini e mezzi tra vigili del fuoco, protezione civile, volontari di ANA e AVAB. Questa mattina riunione delle forze dell'ordine in prefettura per fare il punto sull'evoluzione delle ricerche. Continuano senza sosta le ricerche di Francesco Lucchetta, 70 anni, di cui si sono perse le tracce. L'anziano sta vivendo un periodo di difficoltà per il quale è in cura. L'allontanamento è stato denunciato ai carabinieri di Susegana nelle scorse ore dalla moglie. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. In mattinata le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vicenza, Padova, Venezia e i reparti di Treviso hanno raggiunto il campo base allestito al Parco degli Aquiloni a margine del Piave, tra Ponte della Priola e Colfosco. Tra loro anche il gruppo di sommozzatori, dronisti e personale specializzato in topografia. In aiuto ai vigili del fuoco anche la protezione civile, ANA e AVAB. Nelle scorse ore la zona del fiume è stata anche setacciata dall'alto dall'elicottero. Parliamo di negozi sfitti nel Vicentino dopo l'ordinanza per il decoro urbano che prevede l'obbligo di coprire le vetrine dei locali sfitti in modo che non sia visibile l'interno, in molti casi in stato di abbandono. Arriva l'ultimatum dell'amministrazione di Vicenza. Arriva anche una vetrofania ad hoc per promuovere l'immagine della città. Negozi sfitti. Dopo l'ordinanza arriva l'ultimatum dell'amministrazione. L'ordinanza in vigore da luglio impone di fatto ai proprietari di negozi sfitti di coprire le proprie vetrine con pannelli o vetrofanie al fine di contrastare l'immagine di abbandono e degrado, specie in centro storico, migliorando il decoro urbano. Misura che ora entra nel vivo, come annunciato dall'amministrazione, che ha messo in campo un passo ulteriore al fine di agevolare i negozianti ad adempiere alla misura che, se non ottemperata, prevede anche sanzioni. C'è un'ordinanza che effettivamente impone questo onere ai proprietari di tenere le vetrine in maniera decorosa, in modo tale che non si veda all'interno e che sia pulito all'esterno. Quello che ha fatto il Comune di Vicenza è un passo ulteriore, cioè non solo imporre un obbligo di pulizia, ma anche dare degli strumenti veloci e anche economici per provvedere a questo onere imposto. E così il via ufficiale all'iniziativa, con l'immagine studiata ad hoc da commercianti e comune, installata negli immobili sfitti di proprietà comunale, cui seguiranno i locali di proprietà privata che aderiranno, nell'attesa che vengano rioccupati da nuove attività. Intanto continuiamo a parlare di lupi, ancora allarme sul Montello, sbranati 8 capi di bestiame. I sindaci di Giavera e Nervesa della Battaglia lanciano un appello affinché gli enti locali non vengano lasciati soli. Difficile capire se sia stata opera di un solo lupo o di un vero e proprio branco. Certo, la contabilità è amara per un allevatore del Montello che in una notte ha perso 8 capi di bestiame tra pecore e capre letteralmente sbranate. Un nono animale risulta scomparso. Lo scenario in questo terreno sul confine tra Giavera e Nervesa parla di una mattanza, ma soprattutto di un allarme crescente poco distante dai centri abitati. Un fenomeno che purtroppo sta diventando sempre più frequente nell'area montelliana. Siamo consapevoli dell'importanza della sicurezza per i nostri agricoltori e proprietari di animali e chiediamo che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare il nostro patrimonio zootecnico e soprattutto i nostri cittadini. Non abbiamo gli strumenti noi sindaci
per capire come poter poi anche limitare questo tipo di fenomeno. Chiaro, abbiamo bisogno e vogliamo collaborare e faccio anche un appello con gli enti preposti, quindi con la Regione, con la Provincia, con la Polizia Provinciale, per quanto riguarda la gestione. Siamo a disposizione anche degli enti preposti per cercare di contenere e risolvere il problema. Sullo sfondo l'ecosistema di un'intera area, quella del Montello, un equilibrio, dicono i sindaci, che rischia di essere compromesso. Da qui il messaggio perché si appronti un piano generale per la fauna selvatica, atteso ormai da mezzo Veneto, dal Bellunese all'altopiano di Asiago. Voltiamo decisamente pagine e apriamo la scena alla mostra del cinema di Venezia, Venezia 82, con il nostro Lorenzo Maier che ci ha raggiunto al telefono. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, a te e ai nostri telespettatori, buona giornata. È una giornata importante alla mostra, intanto non si sono neanche ancora spenta la grande ondata di commozione per i 24 minuti di applausi del film dedicato alla tragedia della Palestina. Poi bellissimo il film italiano, girato molto in Veneto, anche qui un'ovazione per Valeria Bruni Tedeschi e Pietro Marcello. Oggi un'altra giornata davvero importante con il quarto film italiano in concorso, con Elisa di Costanzo, e una grande giornata alla mostra. Siamo qui anche a parlare e a dedicarci a altra iniziativa importante durante la mostra del cinema, dedicata alla lotta alla violenza di genere. Il ministro Roccella è intervenuto nei nostri microfoni per premiare delle classi che hanno partecipato attraverso dei cortometraggi a questo concorso ospitato qui alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che dunque si apre anche a messaggi molto importanti, come abbiamo visto in questi giorni, dalla pace, quindi dalla volontà che tacciano le armi in Palestina, la violenza di genere e tantissimi altri temi che qui vengono portati alla ribalta. Nel pomeriggio ci sarà anche un'anticipazione di un film dedicato nello spazio della Regione Veneto alle nostre ville venete, quindi davvero un programma ricco a 360 gradi. Con te guardiamo quello che è stato presentato nello spazio della nostra regione, ovvero il bilancio della Film Commission del Veneto, che quest'anno ha presentato davvero dei numeri straordinari. Regione, quella del Veneto, che si conferma sempre di più, tra l'altro, come set ideale, come conferma anche il film Duse in concorso proprio ieri sera a Venezia 82. Vediamo e poi commentiamo insieme. Sono ben 106 i titoli di film, tutti lungometraggi di produzioni importanti, sostenuti dalla Regione Veneto attraverso la Film Commission del Veneto a partire dal 2020, anno in cui è nata, e alla mostra di quest'anno sono 5 i film presenti nel programma ufficiale del festival. È quindi il Veneto grande protagonista dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che pur parlando tutte le lingue del mondo ha anche una forte caratterizzazione nostrana. L'impegno della Film Commission nei 5 anni di intensa attività è stato illustrato con modestia ma anche giusto orgoglio dei promotori. La Film Commission che io ho voluto è una Film Commission che investe circa 6 milioni di euro all'anno. Ricordiamo, abbiamo intercettato anche fondi comunitari. E cos'è la Film Commission? Intercetta le produzioni cinematografiche, parla con i produttori, parla con i registi e dice: se venite in Veneto a girare i vostri film, a girare le vostre serie, noi vi diamo una mano. Questo vuol dire che poi in TV, nei cinema, vedremo i paesaggi del Veneto, vedremo storie del Veneto, vedremo territori che sono i nostri territori e ne vedremo un po' di meno di quelli degli altri. Ho voluto con forza, non ce l'avevamo, eravamo assenti nel mercato cinematografico, oggi lo siamo e i cittadini cominciano a vedere produzioni in TV, pensi alle serie, piuttosto che ai film dove si intravede, si vede il paesaggio veneto
e anche nei migliori dei casi storia del Veneto. Vogliamo far sì che la nostra regione possa mettere nelle condizioni ideali chi vuol venire a realizzare produzioni in Veneto, riuscendo anche così a valorizzare le nostre bellezze paesaggistiche, le nostre eccellenze culturali e le capacità dei nostri professionisti. Siamo sempre più convinti di avere una strada che ci vede con delle grandi opportunità e la Film Commission in questo ha fatto un grande lavoro, tanto che quest'anno abbiamo ben 5 film in concorso alla Mostra di Venezia che sono stati sostenuti dalla nostra Film Commission regionale. La presentazione è stata anticipata dall'accensione delle torce olimpiche di Milano Cortina 2026. Hanno presenziato all'incontro anche il presidente della Biennale Buttafuoco e il direttore della Mostra Barbera. E in concorso a Venezia arriva proprio Duse, girato molto in Veneto e a Venezia con regia di Pietro Marcello e l'interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi. Quando si parla di cinema si parla forse un po' troppo di risorse, no? Di finanziamenti, perché ovviamente c'è bisogno anche di questo, però la parte importante è vedere la disponibilità della popolazione, il fatto che tutti coloro che sono stati coinvolti nelle produzioni cinematografiche, audiovisive, sono stati sempre aperti, non hanno mai protestato, non hanno mai contestato l'arrivo di tantissima gente, perché c'è un indotto enorme. Nel 2026 è stato annunciato proprio oggi la nascita di un fondo. Nel 2026 aprirà un fondo sviluppo, cioè la prima fase, la fase iniziale di scrittura e di preparazione del film. Quindi sarà un fondo destinato a opere che raccontano, che si svolgono in Veneto, prevalentemente in Veneto. Quindi un fondo destinato proprio a questi film, Lorenzo, insomma al Veneto, che è grande protagonista anche dei film che sono in concorso a Venezia quest'anno. Certamente, siccome siamo proprio qui allo spazio dell'Eccelsior, spazio incontri, e abbiamo parlato dell'importanza della violenza di genere, certo. Approfitterei per una battuta al volo con la Presidente della Commissione parlamentare sui femminicidi, la veneziana Martina Semenzato. Allora, un momento importante a questa mostra. Un momento importante, la seconda edizione del progetto che ha coinvolto il Ministero delle Pari Opportunità, della Cultura e dell'Istruzione, il doppio dei progetti presentati dalle scuole, la voce dirompente del cinema messa a disposizione per la lotta alla violenza di genere nella città più bella del mondo e nel festival del cinema più prestigioso. Eccoci Edi, grazie mille dottoressa Semenzato, abbiamo così approfittato per una battuta live in diretta. Dicevi? Assolutamente Lorenzo, grazie. No, parlavamo del fondo che verrà stanziato nel 2026 per appunto far crescere ancora di più l'industria del cinema e portarla in Veneto. Quello che volevo chiederti è di parlarci un po' di più di questo film The Voice of Hid Rajab, scusate, che ha raccolto ieri 24 minuti d'applausi ed è già in lizza per il primo premio proprio al Festival di Venezia. Allora diciamo che di questo film è da tanto che se ne sente parlare e se ne sentirà parlare ancora per moltissimo tempo. Da tanto perché alla presentazione del festival, ancora il 22 di luglio, quindi più di un mese fa, quando Roberto Berbera presentò tutto il programma, che ovviamente nessuno ancora sapeva, si commosse leggendo una breve sintesi di quello che avrebbe proposto questo lavoro. Quindi è già stato quello un forte segnale di come questo film avrebbe sicuramente colto nel segno a Venezia, perché è rarissimo poi, noi che insomma lo seguiamo, Alberto Barbera di solito ha una presentazione ovviamente sempre molto asciutto, didascalico, per non anche dare l'impressione di voler promuovere un film piuttosto che nato, ma in quell'occasione si commosse e queste sensazioni così e questa curiosità anche è stata poi confermata da quella che è stata la visione in sala del film. Tanto diciamo che questa è una fiction, non è un documento storico, ma che cos'ha di particolarità questa fiction? La particolarità è che utilizza invece le registrazioni originali, quindi questo sì, dei documenti originali reali di una bambina che cercò di chiamare gli aiuti durante appunto un raid a Gaza
in cui anche sua mamma aveva perso la vita, e ci fu una corsa contro il tempo, ma i soccorritori non riuscirono a salvarla. Quindi un film davvero sorprendente, un portento, perché mescola la fiction, la cronaca, a brani di storia vera, reale successo, e questo ha sconvolto la mostra. Ecco. Mai come questa volta, prima degli applausi, è stato il silenzio la cifra dominante di questa proiezione, proprio per ricordare questa bambina, la cui foto è stata poi portata ieri sul red carpet, proprio per un segno di vicinanza, di partecipazione e di coinvolgimento. Non sappiamo dire se vincerà o meno il Leone d'Oro questo film. Viene da pensare che sicuramente entrerà nel palmarès. Assolutamente. Poi solo il Leone d'Oro, ci sono tutti gli altri premi, poi i giudizi della giuria sappiamo che a volte sorprendono, a volte trovano concordi, però diciamo che è uno dei favoriti. Assolutamente. Lorenzo, salutandoti chiedo alla regina Toni Esposito, Fabio Falliero, se ci mandano in onda il servizio che avevi realizzato proprio tu della veneta Francesca Michelina, anche lei è arrivata alla Mostra del Cinema. Grazie ancora a Lorenzo per questo squarcio sulla Mostra del Cinema in servizio. A voi. All'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia c'è anche la cantante veneta, applauditissima dal pubblico e conosciuta a livello internazionale oltre che nazionale, Francesca Michelin, che così ci racconta il coronamento di un suo sogno. Cos'è per te essere alla Mostra di Venezia? Per me significa tantissimo, perché io ho un grandissimo amore per il cinema, devo dire equivalente se non superiore alla musica. Quindi essere qui per me è un po' un sogno, perché il mio sogno, quando mi dicono qual è il tuo sogno più grande, è comunque lavorare con il cinema. Ho avuto l'occasione di farlo tante volte, però finalmente riesco a inserirmi come compositrice all'interno di un corto e spero anche di un lungo metraggio, e quindi significa veramente tanto. Cosa dice la tua canzone? La mia canzone dice che quello che ancora non c'è arriverà da sé, e soprattutto il fatto che non dobbiamo avere fretta di trovare il nostro spazio, perché trovare il nostro spazio è una cosa che avviene pian piano naturalmente, e non dobbiamo, secondo me, farci prendere troppo dalle pressioni esterne e dagli ideali che vengono in qualche modo trasmessi dai social di questa bellezza irraggiungibile. Il cortometraggio è diretto dal regista veneziano Nicolò Bressan degli Antoni, che ha frequentato il Festival di Venezia fin da giovanissimo, partendo dai lavori più umili come quello di Guardia Sala e arrivando fino alla regia. Una favola. Cortometraggio che racconta la storia di una ragazza giovanissima che si trova a che fare con il mondo dei social, un mondo che ci rendiamo conto essere sempre più complesso, no? Che ci pone costantemente di fronte a dei modelli che spesso e volentieri rischiano di essere molto frustranti, soprattutto per i più giovani. Chiudiamo la pagina dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia, pubblicità tra poco. Siamo tornati in diretta con le notizie. La politica regionali d'autunno a incidere sulla scelta del candidato presidente del centrodestra, il voto delle Marche. A confermarlo lo stesso coordinatore azzurro Flavio Tosi. Intanto si preannuncia un incontro tra Zaia e Salvini in Veneto, ma il governatore uscente sembra freddo. Ci incontreremo, ha detto, ma ancora non c'è nulla di programmato. Può darsi che si voglia aspettare l'esito delle Marche, dove l'uscente appunto di Fratelli d'Italia, le Marche votando a fine settembre, teoricamente il tempo per decidere anche dopo ci sarebbe. Chiamiamola variabile marchigiana, non un dettaglio nell'ormai incancrenita lotta interna al centrodestra per la scelta del candidato presidente in vista delle regionali d'autunno. Quello che succederà ad Ancona, quindi, dove si vota a fine settembre, non sarà del tutto indifferente nello scacchiere veneto, con i comizi elettorali che verosimilmente non saranno convocati prima della seconda parte di ottobre per andare al voto a novembre inoltrato. L'analisi è del forzista Flavio Tosi. Se Fratelli, per sfortuna, perché Prato è bravo a fare ruoli, ma sai, quando si vota bisogna avere l'affluenza e tante cose. Se per caso succedesse quello che non dovrebbe succedere, è più probabile che, se è questo lo scenario, che Fratelli dica allora a quel punto noi che siamo già pesantemente a credito, il Veneto viene
ovviamente a noi, che potrebbero dirlo comunque. In altre parole, se Fratelli d'Italia, di gran lunga primo partito della coalizione, perde le Marche, difficilmente può rinunciare al Veneto, dove, va detto, la partita continua a essere interna anche alle anime della Lega. Vuole pesare quella vanacciana. In Veneto certo che porterò la mia esperienza e il mio contributo per fare in modo che la Lega abbia il miglior risultato possibile alle prossime elezioni. E in Veneto è atteso lo stesso segretario Salvini, ospite alla Mostra del Cinema. Le occasioni di incrociare Zaia non mancheranno, anche se il diretto interessato sembra smorzare facili entusiasmi. So che è qui 3 giorni, è ovvio che poi lo incontrerò perché abbiamo delle presentazioni e degli eventi assieme, quindi è inevitabile, è ovvio che ci saranno degli incontri, ma dar contenuti a questi incontri decisamente no, oggi non abbiamo nulla di programmato. Intanto la fine dell'estate passa anche dalle feste di partito e torna infatti anche quest'anno la festa dell'unità per il PD con ospiti come la segretaria del partito Elly Schlein e il presidente Stefano Bonaccini. La data è ancora un'incognita, però da tempo il PD ha messo in campo le sue migliori forze, abbiamo già avviato la campagna elettorale, siamo impegnati nell'allargare le maglie e l'occasione della festa del PD di Padova è un'occasione splendida per poter incontrare le persone, avvicinare i cittadini, parlare di politica. Sarà una festa dell'unità in cui si parlerà inevitabilmente molto di regionali, quella che si aprirà il prossimo venerdì al Parco Milkovic a Padova. Un momento di riflessione su molti temi, dalla sanità ai diritti, dall'economia all'urbanistica, locale e globale insieme, con una forte attenzione all'attualità mondiale, caratterizzata anche da una bandiera palestinese che spunta nella locandina della manifestazione. Un programma ricco di eventi, ricco di iniziative, dibattiti, tanti argomenti, tanta cultura, tanti temi, anche una cucina importante perché quest'anno possiamo annunciare il ritorno di alcuni piatti che venivano richiesti alle griglie, i bigoli, gli gnocchi, quindi non manca ovviamente anche la parte culinaria e siamo molto felici di avere questa occasione di confronto con tutta la comunità del Partito Democratico, ma l'invito ovviamente è aperto a tutti i cittadini interessati. Molti gli ospiti che animeranno i dibattiti dal 5 al 14 settembre. Lunedì prossimo ci sarà la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Abbiamo sicuramente la presenza dei nostri classici ospiti istituzionali del partito, dalla segretaria nazionale Elly Schlein al presidente Stefano Bonaccini e a tantissimi altri ospiti. Abbiamo ovviamente anche invitato figure della società civile. Penso in particolare al professor Rinaldo, Nobel dell'acqua, che ci parlerà di cambiamento climatico, ma anche al direttore di fanpage Cancellato, che è famoso anche recentemente per le vicende di intercettazione che ha vissuto, quindi entreremo anche nel vivo di alcuni temi del sistema dell'informazione nel nostro paese. Domenica 14 inoltre all'interno della festa anche l'elezione del segretario regionale dei Giovani Democratici. Un momento molto importante per la giovanile del Veneto, in cui dopo tanti anni riusciremo insomma a eleggere il nostro nuovo segretario o segretaria. Così da Padova cambiamo argomento, parliamo di sanità. L'OMS avvisa e stabilisce che oltre 1 miliardo di persone nel mondo soffrono di stati di ansia e depressione. Intanto i dati lo confermano anche nel padovano, sempre più giovani, tra l'altro i giovanissimi soffrono di questi disturbi, a dirlo sono proprio i dati d'accesso al pronto soccorso pediatrico di Padova. C'è stato un aumento di presentazioni neuropsichiatriche, soprattutto dalla pandemia, e quindi stiamo agendo sempre più di concerto con i colleghi della neuropsichiatria infantile per affrontare quelle che sono un po' le nuove sfide, no? Del cambiamento delle presentazioni in urgenza, e quindi questo è un lavoro che stiamo facendo fianco a fianco. In aumento gli accessi al pronto soccorso pediatrico per problematiche legate ai disturbi dell'alimentazione e dei disturbi ansiosi. Questo dopo il Covid, un momento che ha segnato in maniera marcata tutta la società,
comprendendo inevitabilmente anche gli adolescenti. C'è stato un cambiamento del vissuto sociale importante e quindi è molto complesso adesso, magari in poco tempo, sviscerare questo argomento, però la correlazione sembra esserci e il disagio che hanno provato appunto gli adolescenti nell'isolamento sociale e anche poi nella ripresa delle attività ha portato a questo tipo di conseguenze. Il bilancio degli accessi al pronto soccorso pediatrico di Padova si stabilizza intorno ai 27.000 accessi nel 2024, stabilizzandosi rispetto al boom del post-Covid, quasi la metà dei piccoli pazienti ha meno di 5 anni. Traumi e infezioni respiratorie le due categorie principali, dati in linea con l'andamento nazionale. Nel 2024 stiamo ancora vedendo quella che è l'ondata di aumento degli accessi rispetto alla pandemia, quindi ci assestiamo sui 27.000 accessi l'anno. Per quanto riguarda quest'anno abbiamo notato un lieve decremento che è costante nei diversi mesi e che quindi ci porterà verosimilmente ad una riduzione, seppur minima, degli accessi per quest'anno. La professoressa Silvia Bressan, laureata e dottorata all'Università di Padova, è direttrice del pronto soccorso pediatrico dal 1 di agosto scorso. Usando un termine calcistico, il direttore generale Giuseppe Dalben parla di un prodotto del vivaio dell'azienda ospedaliera. L'azienda ospedaliera di Padova si caratterizza sicuramente per quanto riguarda l'assistenza, ma poi c'è tutto il percorso appunto della formazione e della ricerca, e quindi chi viene a Padova, chi sviluppa il suo percorso formativo a Padova, lo può sviluppare veramente a 360 gradi ed entrare. Questo parliamo di ambito pediatrico, in quello che ho così tra virgolette definito il vivaio dell'eccellenza pediatrica qui a Padova. Sono iniziati definitivamente, ufficialmente ieri, i lavori per il Terraglio Est, 3,3 km di percorso per un costo di quasi 40 milioni di euro, presenti tutte le rappresentanze istituzionali dei comuni. Siamo davanti a un'opera molto attesa e fra l'altro con una gestazione che è durata decenni, quindi siamo riusciti a sbloccarla, 38 milioni e 800 mila euro di opere, 3 km e 3, 1600 metri riqualificazione di vecchia strada e dall'altro ovviamente 1700 metri di nuova strada. Un'opera complessa che i freddi numeri non raccontano, quella del Terraglio Est, che ha preso il via ufficialmente da Via dell'Industria ad Osson di Casier, è destinata ad alleggerire il traffico su Terraglio e a meglio collegare Treviso Sud senza passare per i centri urbani. A giorni le ruspe inizieranno il lavoro che si concluderà a gennaio del 2027, con gli espropri in via di definitiva conclusione. E questo è fondamentale, che ci sia rispetto, anche perché chi viene espropriato di fatto dà un contributo alla comunità. Dall'altro questa è un'infrastruttura che mette in relazione il passante di Mestre, quindi casello di Preganziol, passa alla tangenziale di Treviso e poi idealmente la tangenziale di Treviso col suo completamento torna alla Pedemontana Veneta, quindi si crea un grande passante che dà ovviamente sfogo a molta viabilità, che è viabilità commerciale, traffico pesante dei nostri distretti industriali. L'impatto ambientale e la sostenibilità sono stati messi più di una volta in discussione, come dai cittadini capitanati dai proprietari di Villa Candiani, ma il progetto non è stato fermato. La funzione dei comitati serve ad affinare la proposta progettuale, perché sicuramente hanno dato un contributo perché quest'opera oggi sia più sostenibile. Mi parlano di una pista ciclabile che non passerà qui, ma che è stata elaborata in modo tale da non interferire e da non rendere pericolosa la mobilità di ciclisti e pedoni, e quindi bisogna prendere quel che è di buono che arriva dalle critiche. Per capire quali problemi il nuovo asse risolverà, il sindaco Carraretto usa un paradosso. Io faccio un paragone per far capire subito. Noi abbiamo una zona industriale di come aver fatto un palazzo con sole finestre senza porte, perché si doveva e dovevamo crederci fin dall'inizio che si doveva sbloccare questa situazione. Questa fortunatamente si è sbloccata e dunque io ne sono fiero. I costi sono lievitati di quasi 3 volte rispetto al piano originario, ma Regione e Veneto Strade hanno voluto chiudere il cerchio. Perché le opere realizzate a stralci hanno sempre il rischio di rimanere incompiute, quindi questa gli abbiamo dato la priorità perché c'era il progetto e avevamo la possibilità ovviamente di completarla. Così dunque sul fronte dei lavori stradali noi andiamo invece a Marostica adesso per scoprire cosa succederà nel prossimo weekend.
Il 13 e 14 settembre Marostica farà un tuffo nel passato, nell'anno 1454. Il mercato e poi tanti spettacoli medievali per una grande rievocazione storica capace di regalare magia e fascino, esibizioni con il fuoco, combattimenti di spade, l'incendio del castello. Un mercato medievale, tanti laboratori per i bambini, giochi medievali in piazza o sotto il loggiato del Palazzo del Doglione, laboratori all'interno del castello inferiore, visite guidate, giochi di bandiere, balletti, un giorno e mezzo di festa medievale libera, gratuita all'interno della piazza del centro storico di Marostica. Ma non solo, domenica 14 settembre alle 17 in Piazza degli Scacchi verranno presentate Leonora e Oldrada dell'edizione 2026 della celebre partita a scacchi a personaggi viventi. La proclamazione delle nuove Leonora ed Oldrada per la partita a scacchi del 2026 con un corteo storico, una piccola scena all'interno della piazza, balletti, spettacoli di bandiere e ci portiamo ufficialmente verso l'edizione 2026. Insomma, la Pro Marostica scalda i motori di uno degli spettacoli storici più celebri al mondo e l'anno prossimo non mancheranno le novità in collaborazione anche con l'Accademia Teatro alla Scala. Prima tra tutte la nuova colonna sonora della partita a scacchi. Entrerà a far parte del nostro staff Valeriano Chiaravalle, un maestro noto penso a tutti, sia per le sue apparizioni per il Festival di Sanremo ma per le numerosissime produzioni che ha fatto. Una cosa in più, un filo logico che andrà a unire tutto lo spettacolo e andrà ancora una volta a vivacizzare ancora di più la partita a scacchi. E si chiude così la nostra prima edizione, l'appuntamento con la programmazione della giornata, i telegiornali alle 18:30. A tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci.